Qual è stato il mio giorno più difficile? Per molti nella mia situazione, con una lesione midollare, è stato il primo giorno fuori dall'ospedale. Perché riprendere a vivere dopo questo tipo di trauma significa affrontare un cambiamento davvero profondo. Fuori dall'ambiente protetto e dai protocolli dell'ospedale ogni cosa cambia. Tutto diventa una sfida. Le barriere non sono solo architettoniche, ma anche fisiche, psicologiche, logistiche, economiche e sociali. E spesso proprio quando torni a casa ti senti impotente, senza strumenti per poter ricostruire la tua vita. Per questo è nato il progetto Unità Spinali, ritrovare l'autonomia. Con Crossabile entriamo direttamente in reparto per portare la nostra esperienza, supportare le persone verso una nuova quotidianità, prima ancora delle dimissioni. I fondi raccolti ci permettono di portare simulazioni ed esercizi pratici in reparto e creare video tutorial utili per gestire la quotidianità, come vestirsi in carrozzina o salire e scendere dall'auto. Grazie agli ambassador formeremo una rete sociale locale per offrire un supporto umano anche dopo le dimissioni. Con questo progetto aiutiamo a restituire senso e libertà a una vita che cambia per centinaia di persone. Quasi 600 tra pazienti ricoverati, persone appena dimesse, famiglie, amici e caregiver, nelle aree di Trento, Bolzano, Verona e Vicenza. Grazie al supporto di Intesa San Paolo questo progetto si può realizzare e stiamo raccogliendo fondi sulla piattaforma For Funding. Aiutaci ad aiutare.